abbiamo rispettato i tempi e i costi, l'abbiamo fatto garantendo la legalità, abbiamo sottoscritto ad agosto dello scorso anno il protocollo di legalità con il prefetto Canaparo, dalla struttura di missione antimafia del Ministero dell'Interno, e anche qui, utilizzando gli strumenti innovativi di progettazione e controllo della progettazione, abbiamo dato lo strumento alla struttura e alla DIA di entrare nel merito delle imprese che si candidavano a svolgere i lavori. Ad oggi le interdittive sono state messe grazie anche al lavoro di Simico, lo rivendica l'amministratore delegato e commissario di governo Fabio Massimo Saldini, cui va dato il merito di aver avviato e preomologato la pista da bob in 305 giorni contro una previsione di 2 anni. È tempo di bilanci post Giochi 2026 e la soddisfazione è diffusa. Saldini, nell'intervista esclusiva del nostro direttore Luigi Bacialli, parla dell'eredità immateriale, un cantiere umano, 21 nazioni che hanno collaborato per realizzare la pista da bob. Abbiamo dimostrato che l'accessibilità non è un rispetto di norma, ed è la cosa più importante che forse noi lasciamo in queste Paralimpiadi, ma parlare di accessibilità per noi ha voluto dire non soltanto rispettare i parametri che sono importantissimi, pendenza, una per tutte, posti dalla legge, ma ha voluto dire affrontare l'inclusività. Quindi l'inclusività come valore fondamentale di tutto il nostro lavoro. Infrastrutture rinnovate, collegamenti migliorati e nuove opportunità per i territori coinvolti. Ma accanto al racconto istituzionale arrivano i numeri, da brividi quelli dell'inflazione di febbraio dell'Istat, sui quali l'Unione Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d'Italia. Speculazioni record a Milano e Belluno per i Giochi 2026, con il capoluogo dolomitico che registra un tasso di inflazione al più 4,3%, quasi il triplo della media italiana, ferma all'1,5% con un incremento di spesa annuo pari a 1.121 euro a famiglia. I picchi sono legati alla domanda turistica e agli investimenti legati all'evento, ed è proprio sul fronte delle opere che si concentrano le critiche più dure. L'affondo firmato da Giuseppe Pietrobelli sul Fatto Quotidiano di oggi mette in luce aumenti dei costi e affidamenti diretti senza gara alla Pizzarotti, che si è aggiudicata quello principale per lo sliding center, e il servizio di gestione e manutenzione giustificato con l'urgenza e la mancanza di alternative tecniche. Al centro dell'indagine giornalistica anche gli incarichi affidati alla società ITS Engineering, guidata da Michele Titton, già direttore dei lavori dello sliding center e dell'Apollonio Socrepes. Intanto, come già abbiamo riferito, si muove anche la magistratura. Sono in corso indagini penali su alcune opere, mentre la Corte dei Conti del Veneto ha già acceso i riflettori sui conti della Fondazione Milano Cortina, segnalando un deficit patrimoniale superiore ai 150 milioni di euro e la necessità di monitorare i costi. La stessa Procura Contabile ha chiarito che gli approfondimenti più incisivi partiranno ora, Giochi conclusi, dopo aver evitato interventi che potessero interferire con la manifestazione.